Oh Mirka, io era il nonno con le bike, sai, in piedi prima mattina, sì, ho gatto. Oh, guarda, un piccolissimo e velocissimo esempio, parlo quasi in emiliano stamattina, cosa voglio sognare? Comunque che ti faccio stamattina per capire meglio il concetto di intelligenza che spesso esprimo. Allora qua, queste sarebbero delle ginocchiere, ok? Andrebbero messe nel ginocchio, così ti dice la massa. La mia intelligenza invece dice di metterle qua. Madonna, ma Dio caro, se sono ginocchiere non sono stinchiere, ok? No, premesso che uno può anche dire potevi comprarti delle stinchiere anziché le ginocchiere. Certo, aspetta che sto il caffè da One Life per risponderti. Ormai le avevo già prese. E pertanto l'intelligenza, il cervello, ha fatto sì che nascesse questo ragionamento statistico. Ha detto quante cacchio di volte ti sei fatto male allo stinco, coi pedali, con tutto quello che vuoi. E quante cacchio di volte, nonostante le tue infinite cadute, ti sei fatto male al ginocchio, alle ginocchia plurale, perché io non do, neanche una, mai successo, ok? Quindi, ovviamente è simbolico, è un discorso, un esempio puramente simbolico per spiegarti una cosa importante. Una formula che puoi riproporre, ricalcolare in tantissime cose simpatiche della tua vita. È che non sempre quello che ti porta a fare la società, quello a cui sei abituato a fare, è la scelta corretta. E allora come si può ovviare a ciò? Facendo l'esatto contrario? Cioè della serie, tu ti bevi acqua durante i pasti e ti te bevi il diserbante? No, Dio caro! Creando queste piccole statistiche, cioè iniziando a osservare, ma si dice così, però in effetti quante volte è servito, quante volte si è rivelato vero quello che hanno detto e quante volte si è rivelato falso e perché si è rivelato vero, perché si è rivelato falso, in che contesti, eccetera, 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 eccetera. Ti dico sempre che ste robe servono per creare statistiche. Il cervello è una specie di intelligenza artificiale infinitamente più potente e complessa, però comunque si basa anche sulle regole dell'intelligenza artificiale, ossia raccoglie dei dati e sulla base di quei dati, bias cognitivi, chiamali come vuoi, crea delle soluzioni, delle statistiche, ok? Che quando sono esageratamente, adesso proprio prima mattina non mi viene neanche le parole, che butta da una parte, significa molto probabilmente esavere, insomma. Però, oh Thomas, Dimmi. quanto cavolo ci si gode? Ma avevo letto su un libro sta roba. Cioè, dopo la fatica, il solo fatto di star fermi, questa era di Roussel, e dopo il cibo, è tutto diverso, è tutto più buono perché ti capi fame, più... apprezzi di più le cose, non lo so. C'è una specie di livea anche a questo, secondo me. Ciao Sappada, prossima! Bellissimo posto. Bellissimo posto, mi hanno raccontato di tu che ho trovato, che la polizia invece rompe le balle e mette le multe. A me sembra strano, perché come dicevo loro, ho visto anche a Ferragosto, c'era che aveva le finestre aperte eccetera, li vedevo cordiali, sorridenti, simpatici. Magari è stato un caso, non so, o qualcuno aveva le balle girate quel giorno, non so. Per il momento io continuo a dare 10 lode a Sappada, e ci torno ancora, se non nevica ci torno qua all'Escia già, che è veramente una cazzo di cartolina di posto sto paese. Guarda dietro che spettacoli della tecnica del design che ho, attento qua, ho che la cura mentre gira a sinistra, 3, 2, 1, guarda, e la bellissima, una replica Abarth e una replica Giannini. Fantastico, mi ha cazzato il sorpassone qua, bellissima, ce l'avevo anch'io, quanti ricordi Fioi, quanti ricordi. Era un go-kart quella macchina, veramente era un go-kart. E anche l'altro ha cazzato il sorpassone, che spettacolo Fioi. Spassa un attimo. E volevo dormire davanti al lago di Cornino, non mi ricordo più la strada qua com'è, però c'era troppa gente. Adesso faccio il test qui, è uno dei miei posti tattici qui nascosti, se funziona internet adesso che ho Very Mobile, poi che vado anche avanti. È un posto, ti ho già fatto la puntina, è il lago di Cornino, siamo stati più di una volta al Mercedesi, e nel parcheggio tattico dove ti mando io, guarda te che cosa sei, anche a corrente, anche a corrente, a corrente, prese a corrente. Parco giochi, il rubinetto dovrebbe essere di là,
e c'hai soprattutto la riserva del lago del Cornino dove hai i cervi, tutti i rapaci e via discorrendo. Tanta roba per i bambini perché c'è anche il grifone. Eppure entrata gratuita tra l'altro. Allora, Kena Mobile, che è la mia nuova SIM del telefono, mi fa 0,4 in download e 0,1 in upload, cioè niente. Sono passato a Kena perché a leggere in giro le recensioni, quando imparerò a non ascoltare le recensioni, perché purtroppo a maggior parte della gente non capisce un cazzo di niente, né delle pizze e né del computer. Il computer intendo la tecnologia in generale. Insomma, fatto sta che tutti dicevano che era la migliore, come era votata la migliore come qualità, copertura, perché per qualità in fondo si intende anche quello, o è la peggior SIM che abbia mai avuto, proprio in tutti i posti che sto girando, proprio è un disastro totale. La Very Mobile, qua, per assurdo, è la migliore che abbia mai avuto. E qua mi prende il pienozzo in 5G. Adesso faccio lo speed test. Very Mobile invece ha fatto qua 65 megabit di download e 6,5 in upload. Quindi bene, vedi, così grazie anche alla connessione posso avere più posti dove poter andare a lavorare. Io tenevo sempre 2 SIM diverse, volutamente, proprio perché se non va una va l'altra. Cioè al massimo per lavorare faccio l'hotspot col telefonino, hai capito? Funziona sia la corrente che dietro i bagni c'è l'acqua, però nonostante sia bello non ho messo pioggia, preferisco andare a Valvasone che c'è un po' più di vita, se ho voglia della pizza eccetera, come tappa prima di ritornare alla base, perché non proprio voglio stare in giro. A me piace andare in giro, ma stare in giro non mi piace più tanto, sai. Ecco, come sempre non mi è mai piaciuto, dire la verità. Io ho girato il mondo quando andavo in ferie eccetera, però dopo il 6° giorno già non vedevo l'ora di tornare a casa. Si calma, il 6° giorno non vedevo l'ora di tornare a casa, ma poi non vedevo l'ora di ripartire dopo altri 6 giorni che ero a casa. Sono sempre stato così un po' irrequieto, diciamo. L'unico record che ho fatto è stato quella volta in Scozia, ma lì mi ero trasferito, là proprio vivevo là, quindi non conta. E come viaggio i Balcani, stati 2 mesi e mezzo, ma già dopo 2 mesi non ce la facevo più, nonostante tutti i posti belli che c'erano da vedere. Proprio non fa per me fare le vacanze lunghe, per me le vacanze di 1 settimana e 10 giorni dopo basta. E anche riavviato da solo. No ragazzi, mi dispiace, però la Toto X10 ve lo sconsiglio proprio. Più lo provo più veramente è un disastro, quindi no, per il momento no, è troppo acerbo, no. Friuli, zona San Daniele del Friuli, guarda che poesie ragazzo, che poesie, che tranquillità. No, in video fa da cagare, sto guardando noi, ragazzo, invece vabbè, niente, all'iPhone non piace questo elemento, invece no, è bello, ci sono i bei colori, è un'atmosfera molto rilassante, molto piacevole. Guarda che cielo, guarda che colori ragazzi, che colori. Questo è il fiume Tagliamento, è un fiume molto famoso qui al nord da noi. Per carità, guarda là mentre dico per carità, colpa anzi di qua da spezzetto da qua, non riesco a fare vedere dal sole. Areola, ecco là, guarda il sole mentre te questo qua. Che è vero anche che mi sono scelto il soprannome un po' sbagliato, perché Zingaro, un po' uno che non sa, lo associa agli zingari, ai rom. E invece no, zio caro, mi so anche a diventare razzista come una bissera nera. Se mi dici zingaro a me, cioè è come dirmi mie volte peso de mamma puttana, cioè è tanto un'offesa dire zingaro. È pazzesco. Cioè il francese con la roulotte era attaccato con la gomma fissa, no? Io ho chiesto se poteva staccarla, ma mi veniva anche da ridere. Lui è offeso perché gli ho chiesto di staccarla, ma non stava caricando. Cioè lui semplicemente così, con il rubinetto tutto per sé. Però secondo me vincono loro. Cioè si sono messi sopra il carico e scarico e attaccati alla corrente che attraversa il passaggio, passa uno, gli tira il cavo, spacca fuori tutto. Fantastico, Dio caro. Se arriva uno a scaricare adesso, niente, sono loro che dormono sopra lo scarico. Fantastico. Io spero che qualcuno gli dica qualcosa, perché è di una caffonaggine quello della roulotte. Cioè lascia il cavo sempre attaccato. O le roulotte non hanno il serbatoio. Buongiorno Italia. No, per essere cattivo, ma ieri quando gli ho chiesto se stava caricando o se aveva finito, perché avevo la gomma che era lì da un pezzo e dovevo caricare io, mi ha guardato con una faccia da culo che solo i francesi ti possono guardare così, e chi li conosce sa bene cosa intendo.
non lo so, cioè proprio, boh, non lo so, cioè, io resto senza parole quando vedo questa roba. Una cosa che ho notato, che l'area camper di Valvasone a livello internazionale è sempre più conosciuta, perché adesso inizia a essere sempre piena. Oggi è oggi è lunedì mattina, di 8 stalli ce ne sono 9 occupati e sono tutti stranieri, hai capito? Tutti stranieri a parte me. Quindi cosa significa? Che non sono stanziali o i soliti di passaggio eccetera, ma che è conosciuta proprio probabilmente nelle app eccetera come, che è la verità, una delle migliori aree camper d'Italia, forse la migliore d'Italia, perché avevo letto qualche articolo, forse la migliore area camper d'Italia. Poi una piccola novità, anche se l'avevo già detta, sul sito delle puntine. Allora, siccome non riesco a starci dietro come tempo, ai video ancora riesco a fare, perché è un po' il mio relax, ok? E quindi come si dice, al posto di guardare la TV io guardo i video e faccio i video. Però il sito non riesco assolutamente a aggiornarlo. Però guarda qua una roba, ero qua per farti vedere. Allora, lascia stare la mappa, cioè lascia stare, sarebbe il senso, le puntine è una cosa bellissima, nel senso che c'era tutto geolocalizzato, vedevi il posto, cliccavi qua, clicca per guardare la puntina, avevi tutta la descrizione, l'album fotografico, il video e soprattutto le posizioni su Google Maps. Però la novità è che tu comunque hai sempre qua utilità, guarda, Google Maps, mettiamo parcheggi camper, ok, anche se parcheggi camper è una cosa un po' delicata, nel senso, vedi, eccoli qua, nel senso, te lo puoi anche importare nel tuo Google Maps del telefono, è fantastico, cioè in un click hai tutto quanto. Questi non sono necessariamente punti panoramici, ma sono punti utili dove mettere il camper in sicurezza e gratuitamente per visitare delle belle cose, tipo non so, c'è un'attrazione, i Serai del Sottoguda, faccio un esempio per pensare agli ultimi, e ti ho messo i parcheggi per visitare i Serai di Sottoguda, perché giustamente il camper, ricordo, deve essere il tuo strumento per visitare le cose belle, non te gada star dentro lo strumento e star fermo là, ok? E ovviamente dopo, oltre a quello, insomma, c'è anche una nuova mappa, piscine naturali, i rubinetti dell'acqua, che ormai siamo, e le colonnine dell'acqua corrente. Rubinetti dell'acqua, ormai credo che abbiamo passato i 500 rubinetti, collaudati e funzionanti. In questo modo io non devo mai mettere mani al sito, in quanto quelle mappe sono sincronizzate con il mio telefono, e quindi quando io arrivo, che so, in bicicletta o che ne so io in camper o a piedi, sono davanti a un rubinetto, lo provo, vedo che funziona, apro il Google Maps, salvo la posizione dove sono e gli dico questo appartiene alla lista rubinetti. Automaticamente nel giro di 3 secondi tu te lo ritrovi già nel sito, hai capito? E pertanto anche nel tuo telefonino, se ti sei salvato la mappa, perché non è che, non so, oggi tu ti salvi la mappa che ha 487 rubinetti nel tuo telefono, io ne aggiungo altri 100 e tu ti ritrovi ancora con i 487. No, quei 100, anche se tu ti sei già scaricato la mappa, si aggiornano da solo anche da soli anche sul tuo telefono, quindi è una cosa veramente pratica. Cioè, basta, insomma, ecco, senza girarci tanto attorno. Gli articolini, era bello, ok, tutto è bello, però tutto costa, non costa in termini di schemi, ma in termini di tempo, insomma, ecco, quindi questo proprio non riesco a gestirlo. Magari una volta ogni tanto, vedi, magari giusto per l'estero, farò giusto le vacanze, tipo a Cipro, ovvio che merita un bell'articolo con le foto, con l'album fotografico, certo, idem a Tenerife, ma Tenerife forse già c'è, e Barcellona e via discorrendo. Per i posti italiani invece, guarda, utilità, e come ti ho spiegato, qua c'hai Google Maps, tra parentesi, e quello che vuoi. Minchia, allora, voi non sentite niente perché ho le cuffie. Mafia Terra Madre, bellissimo, cioè è più un film che un videogioco. Però sono rimasto sconvolto dalla trama e tutto quanto. Bellissimo, veramente bellissimo, stupendo. È bellissimo, è parlato interamente in siciliano, cioè ci sono tipo 5-6 lingue, l'italiano non c'è il siciliano proprio stretto, con i sottotitoli poi in italiano ovviamente. Ma adesso sto andando a riscuotere il pizzo, no, ma veramente tanta roba, ripeto, non senti...
Porca troia, una giornata e mezza di pausa dal lavoro che si è calmato e così sto approfittando per montare i video e per dedicare un po' di tempo a me stesso. Mi sono giocato non so quante ore a Mafia Terra Vezza, là, cosa che è o no. Questo per dire cosa? Questo per dire che a volte, vedi, è anche necessario, anche a te probabilmente, star fermi e godersi, dedicarsi del tempo a se stessi, non sempre andare, fare, brigare, perché anche il fare, l'andare in giro è comunque una cosa da fare, da organizzare, da raggiungere, capito? Mentre stare ogni tanto, che non diventi pigrizia, senza fare un cazzo, è dedicarsi del tempo a se stesso, star là tranquilli, stare mezza ora sentai sul water, farsi le unghie, cioè, magari anche per femmine mi strappo, però per capirsi. Ricordavo il mio commercialista e mi ha anche mandato le foto del cartello che per il ponte di Mosna il governo italiano, che è stato il maggior contribuente, ha offerto più di 3 milioni di euro. Quindi quando ti ritrovi con le pezze al culo soffocato dalle tasse, ricordati di questo, porca troia. Allora, qua sì, se non si è capito, sta piovendo, però la grandine che avevano messo, se resta così, è proprio piccolina, è veramente niente, insignificante, sperando che resti così, insomma, perché l'ultima volta qui a Valvasone sono stati fatti fuori tutti i camper che erano parcheggiati, mi raccontano. Io avevo visto dalle previsioni, era anche un periodo un po' più critico, qua ormai siamo a fine settembre, che arrivava la grandine, allora sono scappato in anticipo, insomma, ecco, ho la fortuna di avere il meteo nel telefonino, vedo che sta arrivando la grandine, vedo che è agosto, cazzo, 2 domande me le faccio, scampo via, qua sto più tranquillo perché ormai la temperatura era già freschetta, piove già da un bel po' e siamo a fine settembre. Oh mio Dio, è arrivato un mega camion, sì, anche quelli da spedizione, eccolo là, vedi, va a fare le spedizioni a Valvasone. Coccada, ma già ora che fa manovre, che steo fioi, dai sì, che steo, dai. Che coincidenza, proprio stasera che torno a giocare a Mafia Terra Antica, Terra Madre, cosa che è il nome, perché praticamente il mio Don, che, oddio, è Rizzotto, no, devo verificare, che è appunto un produttore di vini, adesso controllo. Ah ok, no, era Torrisi, non Rizzotto, mi sono confuso, Rizzotto Torrisi era. Caracas, non lo so, mi sembra un film un po' sciocchino e irrealista. C'è sta banda di squinternati che inneggia al fascismo e urlando duce vanno da musulmani e neri che però, vabbè, dopo te la spiego un po' meglio, e vanno lì e li pestano a caso. A me sembra una stupidaggine, perché sembra voglia un attimo placare quel fastidio che ha il popolo italiano in questo momento. È abbastanza fuori luogo secondo me questo film, perché il fastidio non è dato assolutamente dai musulmani e dalla gente di colore, che è sempre ben accetta, ma è data da tutta quella gente di colore o musulmano, tutto quello che vuoi, che commette rapini, furti, omicidi e via discorrendo, hai capito? Qua invece nel film stanno facendo vedere sti 4 pazzoidi che urlano duce con le svastiche del nazismo e vabbè, e tutto quello che ci va dietro tatuato, che picchia dei regolari cittadini, perché musulmani o neri, comunque era gente che era lì tranquilla col loro negozietto. E qua fanno vedere queste scene di loro che ammazzano tutti. Non lo so. Ovviamente questa è la prima impressione che ho, che è un tentativo di farci passare dalla parte del torto, di farci provare dei sensi di colpa, però il contesto, ripeto, è completamente sbagliato. Attenzione, non voglio dire che sia un film sbagliato, cioè che esprima dei concetti sbagliati, assolutamente no, solo che mi sembra molto fuori luogo in questo particolare periodo storico che stiamo vivendo, come il film del 2024, mi sembra estremamente fuori luogo. È con superficialità che dico che è un film della minchia, irrealistico, sbilanciato, decisamente non voglio rovinarmi la serata con un film del genere, quindi sinceramente ora cambio. Drive Away Dolls è un'altra minchiata di film, io veramente non capisco, queste sono 2 lellone, non capisco come mai non solo la musica non riescono più a fare come un tempo,
Ma neanche più i film, sono minchiate, minchiate, senza profondità, senza nulla, senza trama, senza un messaggio, senza un qualcosa, un bagaglio, un'eredità, nulla, nulla di nulla. Me lo guardo solo esclusivamente perché ci sono le lellone in cerca di altre lellone. Cioè, e niente, se uno vuole guardarsi un film tranquillo, così, per mangiarsi la pizza, e niente. Vabbè. Volevo mettere Fantozzi, però ho detto, ma no, bisogna cambiare film ogni tanto. Ecco, ora anche, siccome stanno facendo tipo il giro delle lellone, adesso tocca anche alle due amiche, lei non voleva, e niente, c'è un po' di disagio in questo film, c'è un po' di disagio. Dopo questo film sento il desiderio di diventare lesbica, quindi mi piacerà la topa ancora di più. Kawasaki all'idea di visione dura, Ramba ciccioina, mo la mia fagiura, macchine motoriche che sparo me ne frego, non sei più demore, stavo facendo e vedo, fast food discoteche non me tocco greco e te, non me vanta la house, preferisco a cui e te, non sai dirmi ancora, che dico sempre